Si è conclusa Volpe Bianca 2025, esercitazione internazionale delle truppe alpine dell'esercito, che ha visto per 5 giorni oltre 1300 militari addestrarsi sulle Dolomiti tra Alto Adige e Veneto nel quadro dello sviluppo della capacità artica della forza armata. Ice Patrol ha costituito un test continuativo di 72 ore delle capacità di pianificazione, movimento e combattimento in quota, composto da diverse prove come il superamento di ostacoli naturali in notturna, la condotta di un'azione a fuoco, il soccorso di un militare ferito e la conoscenza delle procedure radio in inglese. Ice Challenge è consistita in una staffetta sci alpinistica svolta lungo un percorso di 16 km e 1000 metri di dislivello. Al via presso la Nordic Arena di Dobbiaco erano presenti tutti i reggimenti alpini con team formati da 4 elementi. Ad aggiudicarsi la prova è stato il 7° Reggimento Alpini di Belluno. Alla cerimonia conclusiva, svoltasi in piazza di Bona a Cortina, sono intervenuti il sottosegretario alla difesa, con delega all'ambiente artico Isabella Rauti, e il generale Michele Risi, comandante delle truppe alpine.